Stiamo realizzando un fiore stilizzato chiaramente, si procede riscaldando il ferro e poi tagliando le varie parti che servono. In questo momento sto realizzando una foglia di questo fiore, no? In questo momento si riscalda il ferro per poterlo modellare nel migliore dei modi. Quando hai iniziato a fare questo mestiere? Io avevo 5 anni. Ce n'ho 70, quasi 5, perciò si immagini lei quanti anni ho. Mancano 5 mesi per 70 anni e poi 70 anni di questo lavoro ho fatto. A 5 anni ancora non andavo nemmeno a scuola elementare. Sono innamorato della foggia. Qui stiamo riscaldando il ferro. Stiamo riscaldando, sì. Ma a che temperatura siamo qui? Quasi 800-900. Adesso è bello caldo. Avrai i suoi 700 gradi, ora così lo modelliamo e lo portiamo dove vogliamo noi. E bisogna fare in fretta prima che si... Sì, bisogna fare nel giusto tempo possibile perché sennò si raffredda e chiaramente c'è la foggia, lo riscaldiamo di nuovo, non è un problema questo di qua. Ci vuole tanta pazienza quindi per questo lavoro. Sì, e passione soprattutto passione, la pazienza prima di tutto. Ai giovani che ci stanno seguendo in questo momento cosa possiamo dire? Che se vengono da noi troveranno una famiglia e sicuramente un avvenire, perché oggi i ragazzi hanno di bisogno di incontrare maestri come me, Carmelo e come tanti altri che imparano a lavorare questo lavoro che è importante per i giovani. È il futuro dei giovani, non lo può fare l'industria questo di qua, lo possiamo fare solo noi artigiani, perciò si immagini lei. Ci vuole bravura e creatività. Sì, bravura e creatività, perché deve avere uno la fantasia per poter realizzare quello che tu vuoi realizzare chiaramente. Se tu arrivi qua e non hai nessuna fantasia, ti metti a lavorare con un pezzo di ferro così come viene. Ma quest'opera nasce piano piano oppure lei già ha un disegno? No, il disegno mio ce l'ho nella testa, no? Non è questo qua quando si fanno lavori più importanti si realizza un disegno. Questo qua è un lavoro così per poter fare una giornata di estemporanea. Io sto realizzando un fiore, metterò questo vetro, questo è già il fiore, no? E queste qua sono le foglie, ora ne faccio un'altra qua e poi viene chiaramente tutto quanto pulito, fatto e verrà una bella opera. Nel mio battimazza stiamo cercando di realizzare una rosa in ferro battuto realizzata sempre da un unico pezzo, che sarebbe questo piatto da 30x5. Si parte da una semplice verga di ferro insignificante e naturalmente battendo poi si ottiene una forma, in questo caso sarà una rosa. Questo pezzo di ferro man mano si lavora, prenderà forma, prenderà vita, gli diamo un'anima come si può facilmente capire e diventerà un pezzo di arredo, come dicevo lei. Scaldiamo il ferro nella cucina e lo lavoriamo sull'incuria. Scordiamo il materiale a temperatura di esercizio attraverso la cucina. Io ho iniziato più tardi rispetto a altri, però da quando ho iniziato circa 25 anni fa ho fatto sempre il fabbro come mestiere, però mi sono avvicinato al mondo della forgiatura circa 25 anni fa, dove ho scoperto quest'arte. Mi sono appassionato e tant'è che poi ho iniziato a fare dei corsi, ho frequentato delle scuole di forgiatura e adesso sono un fabbro forgiatore. Adesso facciamo vedere come battiamo il mio battimazzo. E poi si deve continuare a riscaldarlo quindi. Che naturalmente il materiale a contatto con l'aria si raffredda. Man mano si raffredda diventa sempre più difficoltoso
batterci sopra perché si indurisce, quindi abbiamo bisogno di riscaldarlo nuovamente per portarlo a una condizione lavorabile. Ai giovani consiglia di fare questo mestiere? Io lo consiglierei, sì, vivamente, perché potrebbe essere un avvenire per loro, perché è un bellissimo mestiere, col ferro si può realizzare di tutto. Diciamo si dovrebbe realizzare un'opera anamorfica dedicata a Andrea Camilleri. Quindi è un'opera che va realizzata parte in questo contesto, diciamo, della forgiatura e parte poi in officina, perché è un'opera abbastanza complessa. Non siamo nuovi a questo tipo di manifestazioni, abbiamo cominciato nel lontano 2008 con dei concorsi internazionali addirittura di opere d'arte in ferro, abbiamo già 28 opere installate nel nostro piccolo borgo che fanno parte di quel museo all'aperto, museo diffuso che abbiamo intenzione di continuare a far crescere. E ci sono appunto opere d'arte in ferro battuto, murales, statue in legno come vedete alle mie spalle, e poi ci sono le saracinesche come quadri. Quest'anno i fabbri d'arte, che ringrazio per la loro disponibilità, hanno proposto un'opera particolare. Tecnicamente realizzeranno Andrea Camilleri e abbiamo deciso di farle insieme per tanti motivi. C'è una spiegazione perché Andrea Camilleri. Intanto il 2025 sarà il centenario della nascita di Andrea Camilleri. Poi abbiamo cercato di trovare un legame con San Salvatore di Fitalia, perché oltre ad essere un grande scrittore siciliano, tra l'altro, Andrea Camilleri era un arduo difensore dei migranti, e a San Salvatore abbiamo un SAI che accoglie i migranti, abbiamo 20 posti ospitati in case diffuse e funziona bene. Andrea Camilleri come secondo nome è Calogero, il nostro santo patrono è San Calogero, quindi abbiamo questo collegamento. Lui era un ateo ma ha un legame fortissimo con San Calogero. Poi non ultimo, circa un mese e mezzo fa, è stato scoperto a Firenze un nuovo inedito di Camilleri che titolo Il Santo Nero, che è il nostro santo, San Calogero. Quindi abbiamo trovato questa serie di coincidenze e quindi abbiamo deciso di realizzare questa opera d'arte che fra qualche settimana sarà installata in una piazza a San Salvatore di Fitalia con una vista sulle Eolie.